Io ho deciso di applicare uno sconto a mio insindacabile giudizio cioè a una categoria di gente. Dopo, se questi qua coincidono con il discorso del posso o no, sarà una coincidenza, cosa volete che vi dica? È così che risponde alle polemiche, senza voler apparire, Andrea Signorotto, il proprietario della gelateria di Vittorio Veneto, nell'occhio del ciclone per un post di denuncia sui social della giornalista Selvaggia Lucarelli, in poche ore diventato virale. 2 scontrini dello stesso importo, ma conto finale maggiorato, se pagato con il POS, come sottolinea la giornalista, o scontato, se saldato in contanti, come risponde il proprietario della gelateria. Io ho 2 scontrini fatti il 31 luglio, uno fatto alle ore 17:21 e uno fatto alle 18:04. Entrambi gli scontrini hanno come conto 5,60 euro. Il pagamento in contanti è 5,60 euro, il pagamento con carta di credito è maggiorato del 3%. Esattamente, perché quello lì è un regalo che facciamo noi ai clienti che vogliono pagare in contanti. Cioè il listino è aumentato del 3%, però chi decide di pagare in contanti noi gli facciamo uno sconto di nostra spontanea volontà. Ed è così che siamo davanti allo scontrino della discordia. Il pubblico social, e non solo, si divide in due: chi, come Lucarelli, punta il dito ad una furbata poco onesta e chi invece chiude un occhio, o forse due, come il gestore della gelateria. Nello scontrino mi sembra c'è scritto Antica Gelateria Flaminio di Signorotto Andrea. E Signorotto Andrea è quello che paga le tasse, quello che paga l'affitto, quello che paga tutti quanti, e fino adesso non ha mai sbagliato neanche un centesimo. Gli scontrini erano emessi? Sì, e allora la signora può attaccarsi all'ombrello.